Heather McPallister. Roberta Bruzzone. L'omicidio è un reato che il GIP ha ipotizzato per consentire una serie di passaggi tecnici ulteriori. L'assenza di indagati significa che al momento non ci sono assolutamente elementi per puntare il dito verso qualcuno, neanche in ipotesi. Dei 25 punti che il GIP mette in evidenza, mi sentirei di concentrarmi sull'elemento medico-legale. Consolidato il fattore tempo, bloccata l'epoca della morte non oltre il 2 gennaio, bisogna capire dove è stata Liliana Resinovic per 18 giorni. Gli unici elementi che contano per stabilire l'epoca del decesso sono quelli raccolti in sede di sopralluogo, il giorno del ritrovamento. Un'esumazione oggi non avrebbe alcun rilievo per stabilire l'epoca della morte, non ha dubbi la criminologa. I dati sono quelli registrati dal medico legale durante il sopralluogo sulla scena del ritrovamento, quindi il 5 gennaio 2022. Sergio ipotizza il congelamento, ma avrebbe lasciato sicuramente segni, dopo 18 giorni. Si è parlato anche di raffreddamento. Nemmeno quello è sufficiente a fermare i fenomeni post-mortali. Sicuramente la salma non è rimasta 18 giorni in quel parco. L'epoca della morte è da collocare tra il 2 e il 3 gennaio riguardo la mancata ricrescita dei peli. Se è sopravvissuta per 18 giorni nessuno può escludere che si sia depilata lei stessa. Sulle tracce di sapone e di colazione è valido lo stesso ragionamento, non è detto che si riferiscano al 14 dicembre 2021. In sostanza, non sono elementi che bloccano la morte al giorno della scomparsa. Che Liliana Resinovic si sia allontanata da casa, possibilmente per prendere una decisione che non aveva così tanto sedimentato, a ridosso di questo famoso fine settimana che avrebbe dovuto dare inizio a una nuova vita con Claudio Sterpin. Possa quindi essere rimasta con qualcuno che l'ha in qualche modo aiutata per un periodo di diversi giorni fino al 2-3 gennaio, quando una discussione particolarmente animata potrebbe averle causato un malore. Questo soggetto, impaurito dall'idea di avere conseguenze, avrebbe allora inscenato quello che tutti sappiamo. La testa chiusa in 2 buste di plastica, il corpo in 2 sacchi da rifiuti. Se è stato possibile la donna forse respirava poco perché stava morendo. Uccidere qualcuno con quel tipo di sacchetti da spesa che sono stati trovati è impossibile, perché se c'era una resistenza attiva, bastava una manata, un'unghiata per romperli. Sono un velo. Questo quindi presuppone che la persona sia in una condizione già di minorata difesa. Gli esami tossicologici non hanno trovato tracce di sostanze sospette. Il mistero di Lily può rimanere tale per sempre, temo che sia il finale di questa storia. Non penso purtroppo che quello che il GIP ha disposto sposterà granché. Non sarebbe la prima volta che un caso riaperto torna alle medesime conclusioni dell'inizio perché nessuno degli accertamenti sposta poi completamente il quadro. Penso ad esempio a Mario Biondo, il cameraman palermitano. 3 perizie, 3 autopsie. Alla fine si è concluso comunque con un'archiviazione. La possibilità che tutto resti insoluto è alta, ci vorrebbe un colpo di scena. In queste ore potrebbe anche esserci stato un colpo di scena, nel senso che sono stato contattato da una persona che segue il caso, mi ha detto che ha ricevuto una foto in cui si vede bene Liliana Resinovic il 31 dicembre. Io ovviamente ho detto che questa cosa deve andare subito in possesso degli inquirenti perché sarebbe determinante.